Castiglione delle Stiviere è l'indicatore, secondo me, che ci dirà quando avremo abolito il OPG. Se verrà abolito Castiglione delle Stiviere avremo abolito il OPG. Intervengo semplicemente per sostenere quando diceva Stefano Cecconi, la battaglia sull'abolizione dell'OPG riguarda tutto il tema della salute mentale e non solo. Esempio, il Dipartimento di Salute Mentale di Mantova, che è gestito dalla stessa azienda ospedaliera che gestisce anche l'OPG di Castiglione delle Stiviere, era un dipartimento che tradizionalmente si definisce non estremo. È entrata in collisione questa situazione, dopo le avere in pensione e sono in pensione, con la strategia invece di dare valore di eccellenza lombarda all'OPG di Castiglione delle Stiviere. Risultato, siccome si deve far vedere che non si legano le persone, ci si fa aggredire, si va a denunciarle e poi vengono trasferite in carcere o in OPG. Questi casi sono diversi, ne sto seguendo 2 e quindi sono assolutamente che dobbiamo sviluppare questa attività di advocacy, perché è molto evidente nei casi ad esempio che sto seguendo che è una strategia adottata dal primario e dal servizio, ma soprattutto dal primario, quella di salvarsi la coscienza facendo finire in carcere o in OPG queste persone che disturbano. E quindi voi capite che questo è un problema che non può essere lasciato alla questione giudiziaria dell'OPG, è un problema di come si affronta il tema della cura della salute mentale e della qualità professionale che dobbiamo controllare. Per questo il termine lotta è un termine importante, perché noi dobbiamo lottare per l'advocacy ha un senso a tutela di queste persone, ma poi ci vuole una lotta perché questi comportamenti di chi ha potere vengono controllati. Altro esempio, sempre per dare forza a questo tema, la strategia lombarda di superamento dell'OPG di Castiglione consiste nel creare 12 strutture da 20 posti, così organizzate, la metà, e cioè 6, dentro l'OPG di Castiglione, quindi 6 moduli da 20 e 6 moduli in 3 luoghi della regione, non 6, perché vengono aggregati a 2 a 2. Naturalmente per quelli esterni ci sono già anche le strutture, le iniziative private collegate alla compagnia delle opere per dare. Ma perché viene detto questo? Perché si ritiene che così a Castiglione delle Stiviere si manterrà un know-how di conoscenza di psichiatria giudiziaria che potrà essere esteso a chi? Naturalmente alle altre 6 strutture esterne, ma esteso anche ai dipartimenti di salute mentale della Regione Lombardia che peraltro già pensano così, perché il risultato finale di questa operazione sarà che l'indice che già per la Lombardia è altissimo, cioè se voi andate a vedere sul sito di Stop OPG i dati, gli internati lombardi hanno un tasso di internamento superiore agli altri. Perché? Perché con le proroghe. Perché? Perché questo è un indicatore della qualità dei dipartimenti di salute mentale, che è tra i più bassi. Allora, non solo questo indicatore si manterrà, ma crescerà, perché in ogni dipartimento ci sono le persone come quelle che vi ho descritto prima, e cioè che disturbano, e allora la strategia può essere quella di farli finire in misure di sicurezza o in osservazione. Ecco perché noi dobbiamo condurre una lotta che deve avere l'articolazione su questi 3 livelli che sono stati detti. Uno è certamente il problema del codice penale e del cambiamento e dell'abolizione del tema della sicurezza, della pericolosità, ma gli altri 2 riguardano il nostro settore. Noi dobbiamo fare una lotta perché non solo ci siano le nuove sentenze della Corte Costituzionale, ma perché quelle che già ci sono vengano messe in atto e quindi si considerino inadempienti i dipartimenti di salute mentale che non provvedono
a fare ciò che già le sentenze della Corte Costituzionale hanno detto. E il terzo livello è quello appunto dell'advocacy. Creiamo delle situazioni, dei dati di fatto che vadano a tutelare le singole persone, ma che creino anche dei modelli operativi nell'immediato, perché noi dobbiamo ragionare, però ho finito, pensando che domani mattina riusciremo a cambiare il codice penale e tutto quanto, ma siccome può darsi che non sia domattina ma domattina all'altra, intanto noi domattina dobbiamo reintervenire nelle pratiche e imporre dove è possibile che le pratiche siano coerenti con la legge 180 e le sentenze della Corte Costituzionale. Grazie.